Tutto pronto per la terza corsa, premio Socio Circolo Aurora Forlì, corsa per cavalli di 3 anni con il Salchi Gentleman, uno già da winner, Thomas Manfredini, 2 Giusy Dippa Andrea Venezia, 3 Gornia Daghi Antonio Favilla, 5 Galeno Mail Filippo Esposito, 6 Gautier Black Massimiliano Michelotto, in seconda fila 7 Gioia Ban Michela Rossi, 8 Guinea Stefano Marsili. Autostart che inizia ad accelerare approcciandola addirittura. Parte piano Gautier Black. Parte. Sbaglia Guinea. Va al comando numero 3 di Gornia Daghi che però sbaglia. E così rimane già da winner in testa. Numero 3 Gornia Daghi squalificato. Giusy Dippa. Terza posizione per Galeno Mail che precede Gautier Black, quindi Gioia Ban. 15 per i primi 200 di corsa, prova a rallentare un po' ora già da winner una volta presa la testa e muove all'esterno Galeno Mail che si scopre anticipando le mosse di Gautier Black. 400 iniziali in 38 con Galeno Mail che attacca e passa, tiene il via libera da già da winner. Così Galeno Mail è in vantaggio, galoppa Gautier Black. Galeno Mail numero 6 Gautier Black squalificato. Metri, passati in 46,6. Seconda posizione per Giada Winner che precede sempre Giusy Dippa e quindi Gioia Ban in coda alla rimessa Guinea. Sembra voler muovere Gioia Ban a un giro dalla fine. 1-1-9 i primi 800 di gara. Galeno Mail in vantaggio, già da winner nella sua scia, di fuori Gioia Ban, alla corda Giusy Dippa, poi Guinea. Chilometro da parte di Galeno Mail in 1,17,5. Galeno Mail prosegue in vantaggio nei confronti di già da winner che continua a filarlo, poi Giusy Dippa si va a 400 dalla conclusione. Con la frazione della retta di line 14,8 Galeno Mail continua da leader, già da winner che prova a non perdere contatto, poi ancora Giusy Dippa che si sposta all'esterno, intanto Galeno Mail però sta accelerando all'ingresso della dirittura d'arrivo. Galeno Mail è in evidenza nei confronti dei rivali, figlio di Nada Sheba allunga, già da winner è in seconda posizione ma sta rimanendo forte su di lei. Guinea vince Galeno Mail, fa un numero Guinea al terzo posto già da winner. 1,16,1, facile percorso di testa, ottiene strada dopo 400 metri e si rende inavvicinabile l'allievo di Filippo Esposito, il training di Sabato Bevilacqua per i colori del signor Umberto Londa. Facile vittoria del figlio di Nada Sheba e Seta Pura Spin che domina la compagnia. Benissimo Guinea al secondo, al terzo già da winner.